Alpini ha tanto del focolare friulano, del focolare furlan, ha tanto di quell'essere sempre e ovunque insieme, nell'essere sempre e comunque legati uno per l'altro, l'altro per quell'altro e un altro ancora ad aiutare il terzo. Grazie Alpini di Udine! Oce Bielcia Stella Udin, Oce Biele Gioventù. Ragazzi, venite a darci una mano a raccontare questi passaggi con la marilenghe e con la lingua friulana, che è una lingua a tutti gli effetti e che noi riconosciamo come tale. Qualche parola ci sfugge, ma permetteteci almeno di dire mandi Fradis. Non c'è stato paese, non c'è stata comunità, non c'è stata strada che non abbia esposto tricolori e motti inneggianti agli alpini. Che tu arrivassi dalla Carnia, dal Veneto, dal veneziano, dal triestino, abbiamo trovato inni rivolti agli alpini e parole di benvenuto. Udine si è vestita di tricolori e le vetrine hanno fatto a gara per testimoniare la radicatissima tradizione alpina della gente friulana. Certo, quello che hai fatto e dato non sarà mai dimenticato. Mandi Enzo, grande organizzatore, grandissimo organizzatore del Giro d'Italia e non solo. Il suo cappello sfila oggi, mancato troppo presto per noi, lo ricordiamo in sfilata con lo striscione e il cappello. Mandi Enzo, guardaci da lassù e continua a fare in modo che lo spirito degli alpini friulani voli alto come le aquile. Udine! 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 Udine!